E la mascherina non ce l'hai? Ce l'ho, L'hai tolta per fumare? certo, ovviamente. Ok, grazie, A voi. ciao. La mascherina dovresti coprire anche il naso, lo sai? Sì, Dovresti tirarla un po' più su. sì, va bene, grazie. Grazie mille. A passeggio con mascherina sotto mento e ancora seduti in panchina con mascherina come accessorio. Nonostante sia fatto obbligo di usarla nel momento in cui si esce da casa, così come disposto con tanto di ordinanze regionali a firma del governatore del Veneto Luca Zaia, in tanti sembra non ne siano ancora a conoscenza. Eppure hai voglia a dirlo ogni giorno dall'unità di crisi di Marghera, che quasi sembra diventato un mantra da quante volte viene ripetuto: la mascherina ti salva la vita. La mascherina va indossata così, no, è quasi un tutorial. Lo dico perché così non serve, c'è gente che gira per strada così, vuol dire cacciatori di virus, e non serve neanche così. Chiaro? Così non serve a niente, così meno ancora, serve solo così, deve essere coperta naso e bocca. È oramai diventata parte integrante di noi, delle nostre abitudini, del nostro vestire quotidiano, indispensabile per lo stare ancora insieme, seppur opportunamente distanziati, anche solo per scambiare una battuta sui tempi d'attesa per entrare in banca. Ma normalmente le code sono di un'ora, si figuri ora. Ed ecco che questa benedetta mascherina deve diventare al pari, se non più, del telefonino, nostra amica primaria per il nostro vivere quotidiano. Sono andata a pagare una bolletta, mi sono presa il libro e adesso vado a casa, ma non sono proprio tanto tranquilla. Evito di avvicinarmi alle persone, però qui siamo, dobbiamo vivere. Perché ora più che mai non si può essere inconsapevoli di cosa sia il nostro bene. Comunque adesso è peggio della guerra, perché la guerra era solo al fronte, adesso la guerra è dappertutto.